Questa è la storia del delitto di Lucrezia Dondi dell'orologio e della leggenda del suo fantasma. Gli Obizi, proprietari di uno degli eserciti di mercenari più richiesti e famosi d'Europa, per secoli anche tramite matrimoni strategici acquisiscono sempre più potere, al punto che nel corso del Cinquecento costruiscono una loro reggia, il castello del Cataio. Nel 1629 Pio Enea II Obizi riesce a sposare Lucrezia Dondi dell'orologio, appartenente a un'importante famiglia nobiliare padovana, nota per aver costruito nel 300 l'orologio astronomico di Piazza dei Signori. Nella notte tra il 15 e il 16 novembre 1654 Lucrezia è nel palazzo Obizi di Padova. Pio Enea è lontano dalla città. Arriva Attilio Pavanello, giovane amico di famiglia che è innamorato di lei. Lucrezia lo respinge, lui tenta di abusarla, lei si difende. A quel punto lui la uccide tagliandole la gola. Grazie ad alcune prove e alle testimonianze dei servitori viene arrestato. Attilio non confessa il crimine e probabilmente grazie a protezioni politiche viene rilasciato, suscitando scandalo e dolore nella città. Da precisare che gli storici propendono per la sua colpevolezza, ma non esiste una certezza assoluta. 13 anni dopo Attilio decide di rientrare a Padova, però uno dei figli di Lucrezia, Ferdinando, in cerca di vendetta, gli tende un'imboscata. Lungo la strada per Pontecorvo dei suoi uomini gli sparano con degli archibugi, poi lui in persona lo finisce a coltellate e lo decapita. Gli Obizi vengono arrestati ma rapidamente scagionati. Il delitto di Lucrezia non viene dimenticato, viene sepolta con onori nella Basilica del Santo e le viene dedicato un monumento nel salone del Palazzo della Ragione, oltre a ispirare numerosi componimenti poetici e una raccolta del 1664, intitolata Le lacrime della fama, contenente versi di poeti europei che celebrano la sua storia, trasformandola in un simbolo di virtù soffocata dalla violenza. Con il tempo la storia reale sfuma nella leggenda. Il figlio Ferdinando dice di aver visto più volte in sogno la madre. Si racconta che Lucrezia non abbia mai trovato pace e che il suo fantasma, noto come la Dama Azzurra, appaia ancora oggi al castello del Cataio, dove è stata installata come memoriale una lastra di pietra rossastra che si tramanda a essere la parte di pavimento del palazzo di Padova su cui lei morì.